Se ti dici, l'avevo detto, boh, non c'era mica le cose che c'era allora a Roglia, questo è sicuro. Allora, o andavamo a scuola, poi dopo andavamo a priminaccio un poco, non fare così tanto affare lontano perché ho detto degli ricchi come, no, come era, facevamo sempre in piaggia perché eravamo pastori. Allora in paese c'eravamo a scuola e dopo le vacanze facevamo in piaggia perché come c'erano papà e mamma che erano in piaggia facevamo con io. A piaggia c'è di che ne abbiamo fatto parecchi luoghi perché ci siamo stati in Sant'Andrea, siamo stati in Calcatoio, siamo stati in Luallone, Lamorto, ne abbiamo fatto parecchi perché poi ci voleva fare i pascoli per bere i proprietari, se li eravamo il terreno e tutto, mica come noi non avevamo mica terreno per le capre che non avevamo. A c'è di che mi faceva piacere quando andavamo in piaggia perché ho detto, allora in paese c'eravamo a scuola, e quindi era mia sorella che ci guardava a scuola, allora era Maiò e Angela e ci guardava a scuola qui. E i miei parenti erano in piaggia. L'annata che mi è piaciuta di più, ho detto, quando eravamo zitelli, che non eravamo tutti insieme a scuola, ho detto, qui ce n'era parecchi zitelli a scuola. Quando io ho dato in 56 ce n'era sempre più di 40. Allora ho detto, c'erano i zitelli. A Corsica Roglia, primamente, ci vorrebbe che tutto ognuno si senti. Detto che siamo quattro mosche, non ci potremmo mica avere. Innanzi c'era gente che non si poteva mica avere, c'è sempre stata, ma mica quanto allora Roglia. Perché tutto ognuno c'era, ha detto, c'era più aiuto altro se, altro ente. Va, ciò che c'era innanzi, allora Roggia non c'è sta più. Arrivano presso a me, non è mica come l'anziano, no, ci vorrebbe che che li dovessero, ho detto, c'è molti lavori che si possono fare, quando uno è in vacanza in paese, nei te chiassi, si può, quando li vengono in vacanza, possono fare qualcosa.